Letture del lunedì dell'Angiul di Giosafat Rotondi. Leggiamo Vita Nuova dal volume Stime Versari. Questa poesia, scritta quando l'autore aveva circa 47 anni, perché è del 1937, consta di 14 versi, quindi ha la struttura di un sonetto perché ha 2 quartine e 2 terzine, ma i versi non sono in decasillabi, sono settenari. Qui l'autore, sentirete, dice di auspicare che si verifichi il sogno che lui ha fatto, però non lo descrive, ma è un sogno in cui lui dice che praticamente esce da una grande tenebra, dalla notte, e riceve la luce. Dice che è entrato in un'età nuova e pensa di essere cambiato. Non sappiamo cosa abbia provocato questo cambiamento, forse un avvenimento particolare, non lo sappiamo, però lo leghiamo molto a questo momento di Pasqua perché ci pare molto significativo. Dice che questo sereno che è arrivato ha spazzato via la nebbia, la scighera in milanese, e le altre parole sono abbastanza comprensibili, quindi ci possiamo gustare con calma questo brano di Giosafat Rotondi, Vita Nuova. Sono se il sogno che ho fa il potrà mai ves trasformare in realtà, in sci Dio le ures, ma so che comença per me fino ad adesso un'altra età e son sta a cambiare forse mi stess. De fat in che pos ved la luz due prima che era la notte, e in che il seren che il me fa in scima i ben la spasà la scighera e me tornà la fede.